Let's go ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo let's play, tanto per sostituire Super Mario 64 che mi sta dando davvero un po' di problemi. Allora, facciamo inizio a nuova carriera, creiamo nuovo alias, il gioco dispone di... Allora, cancelliamo, si vede tutto sfocato, ok perfetto, lo chiamiamo YT, così veloce, semplice, fate più se siete da Wii. Vuoi attivare la funzione di autosalvataggio e salvare il tuo alias? Certo, dovete fare sì qui. Allora, mettiamo facile. Si vede un po' male. Vabbè, magari nel prossimo episodio proverò a migliorare un pochino tutto. Allora, come vedete qua c'è il prologo. Partiremo subito, anzi non spoilerò niente, però è molto bello. Come vedete qua i crediti sono all'inizio, ci saranno anche alla fine, però c'è già qualche credito qui, tipo il creatore, così. Questo è un For Speed davvero bello, come vedete siamo inseguiti dalla police. Sto dicendo, questo è Need for Speed davvero molto bello ed è un gioco del 2008. Iniziamo subito così, con una Lamborghini Gallardo. Dai. Countdown. Non sto guidando io. Ora sì. Allora, dovete seguire quella freccia che c'è in alto la vostra macchina. Come vedete, se tenete premuto A, sempre da Wii sto dicendo, ci sarà il NOS. Poi se premete la freccia in basso, quando avete il telecomando piegato, no aspetta, è quella a destra, sì così. Poi c'è quella a sinistra, sempre col telecomando piegato verso sinistra, perché serve così, perché questo gioco si guida piegando il telecomando, no? Quindi lo uso tipo sterzo. 307 orari, non sono mai arrivato a questa velocità nel prologo. Oh mio Dio. Ok, qua si finisce il prologo. Davvero molto facile. Adesso prende le insegne qua, le tira addosso, ce le fa cadere. Totale denaro 8000. Adesso noi con questi bei soldini, vabbè saltate tutto. Allora, come auto iniziale vi consiglio la 246X che è questa e l'Eclipse GT che è questa. Io prendo l'Eclipse GT perché mi piacciono molto le Mitsubishi. Allora, vi consiglio subito di andare a personalizzare la vostra macchina e spendere tutto quello che avete, perché i soldi sono molto facili da fare qua. Io personalmente vado di paraurti posteriore e metto questi, sì. Queste mi sa che sono prese d'aria. Sì, vabbè, non fa niente. Personalmente non c'è. Non ho niente da fare, lascio così. Adesso prendiamo la marmitta e gli mettiamo uno grande. Mettete il frenzy questo qua e lo ingrandite al massimo, sì. Vediamo di alettone cosa c'è. Faranno tutti no schifo di più, però si sa mai. Questo gioco gli alettoni sono proprio brutti, ma brutti. Però ovviamente si possono personalizzare anche quelli. Vediamo questo che c'è più carino. Lo alziamo un po', lo allunghiamo del 50%. Questo così
E questo è così, vediamo come ci sta. Dimostrazione, fate con meno. Vediamo. Eh sì, dai, ci sta, ci sta. Però speriamo di avere i soldi. Aspetta un attimo, facciamo più. Carrello, 5250. Ma perché? Togliamo lo scarico, dai. Ce la dobbiamo fare con questo. Adesso andiamo subito a fare una bella garetta. E accedi all'evento. Comunque per Super Mario Galaxy penso di... Cioè ditemi voi se volete che continui la serie di Super Mario 64, perché mi sta dando un po' di problemi. No, non ho accelerato, dai. Vabbè, tanto li riprendo lo stesso dato che siamo in modalità facile. Davvero molto bella l'Eclipse con Eclipse GT con lo spoiler. Quasi in ogni gara c'è la polizia che dice codice quello, codice l'altro. E niente, noi se vediamo la polizia e ci buttiamo addosso a loro, ovviamente si incazzano e ci inseguono finché non ci arrestano. Se ci arrestano, ci sequestrano la macchina, non sono mai riuscita a recuperare una macchina, quindi ho spento la console e l'ho riavviato per non perdere la macchina. Ecco la police, guarda. Se vedete nella minimappa in basso a sinistra si vedono gli altri. Questo azzurri siamo noi. Altra police incartata nel muro. Guarda che suona già da originale, che bello. Non penso che se facciamo certe... What the fuck? Ok, ho sistemato. Non facciamo riavvio. Non penso abbia la sesta, comunque se vedete questi cosi verdi qua avete vinto. Cioè è la fine del giro. Allora, soldi me ne dati, che schifo, $2000, ma va bene. Qua c'è una lettera di un tizio. Adesso passa a gara successiva. Semplice, semplice. Ovviamente ragazzi questo non è un vero e proprio let's play, è tanto per coprire quel Super Mario 64. Mi piacerebbe davvero tanto portare Galaxy. Ok, partenza perfetta, di prima ci siamo fatti 80, attenzione. Di prima. Premiamo B per avere il freno a mano, anche se non penso perché... Forse questo non è il 4G63, quindi è trazione anteriore. Vabbè, freghiamocene, quella è la polizia. Ok, mi è venuta questa. Senti che suono, mamma mia. Anche se non è il 4G63, ripeto. Il 4G63 è il motore della Lancer Evolution. Se ti levi magari c'è una gara clandestina. Oh mio Dio. Comunque questo spoiler ci sta davvero benissimo. Faccio un giro. Giusto, sì. In alto a destra. Spuntare i giri. Che posizione siete. Molto facile, molto facile. Sì, bro, le mie derapate. Nessuno le fa. Infatti mi sono incartato nel muro l'altra volta. Bella quella macchina che ho preso. Oh. Guardate come entra in curva.
Mamma mia, che driftone! E ci fermiamo così. Soldi 2002. No, non me ne frega niente. Passiamo a gara successiva un'altra volta. Vorrei farmare almeno 10.000 dollari. Almeno. Vediamo se mi viene un'altra partenza perfetta. No, dai. Dai, levati. Questa Plymouth degli anni 70. Plymouth, non le so pronunciare l'americano. Guarda come prende la curva. Tutta interna senza decelerare pure. Oh mio Dio. Questo è per non stare zitti, infatti. Vai. Guarda che driftone, guarda. Questo gioco ha tante pack, tipo che non si possono fare i burnout, non si può andare al limitatore, cose varie. Quelle sono le uniche pack, diciamo. Mo. Ah, ma è a tempo! Devono scadere questi secondi che vedete in alto. Se li vedete, sì, li vedete. No, ci ha superato quella catapecchia. Quello scassone americano. No, mi devi fare passare, levati. No. Qua perdiamo, già lo so. No! Sono arrivato secondo. Lo devo rifare. All'ultimo secondo se l'ho superato. Sì! All'ultimo secondo! Perfetto, ragazzi. Passa a gara successiva, almeno a 10.000. Sì, penso che altri 2.000 dollari e siamo a 10.000. Vai. Vediamo se mi riesce. No. Sono tipo 6.000 giri la partenza perfetta, una cosa del genere. La sesta attacca comunque. Levati. Per fare l'idiota. Allora. Comunque in questo gioco ci sono dei trucchi tipo fai cadere i pali. Comunque ci sono segnati nella mappa. Se ce n'è qualcuno ve lo faccio vedere, levati di corsa. Se sentite delle vibrazioni, una macchina per tagliare i capelli, è perché il telecomando Wii quando mischiando su qualcosa magari ho una collisione con altre persone, cioè altri giocatori, altre auto. Vedete? Guardala. Police appena passata. Guarda lì, 190, attenzione. È praticamente ancora tutto originale questa macchina, guardate come va. Se non mi sbaglio aveva 250 cavalli. Questa da originale, per favore, non ti schiantare. Oh mio Dio! Tutto in contromano, sei. Oh, porca Scheiße. Non sono tedesco. Allora, livello aumentato, velocità massima migliorata. Investi il denaro, questo dice. No, non vengono i burnout. Che cos'è?
Forse una 246X. Allora, passa a base. Voglio modificare qualcosa di prestazioni, va. Vediamo se posso. 13.050. Vorrei provare davvero tanto a mettergli la turbina. Prestazioni, motore, turbo, kit da strada. Kit pro non me lo posso permettere. Kit da strada. Tutto. Avremo un anti-lag pazzesco, però non fa niente. 5.000, vabbè, qualche soldo ci rimane, facciamo qualcosina. Vabbè, intanto la marmita, perché proprio... I cerchi sono belli così, dai. Scarico. Già erano messi. Che gran cagata. Mettiamo... Questo qua Supernova mi convince davvero tanto. Presa d'aria, lettone, scarichi. Proviamo presa d'aria, cosa abbiamo? Ovviamente dopo si modificano. Non so quale prendere. Allora, per ora voglio andare a vedere la vernice. No. Vediamo bianca com'è. Sì, dai, bianca. Andiamo a cambiare i cerchi ovviamente perché... Allora, intanto vediamo se ce la facciamo con i soldi. Sì, perfetto. Non è brutta. Dobbiamo personalizzare i cerchi. Allora, andiamo su Autosculpt. Dai, un cerchio decente. No, questi così. No. Anche no. No, così. Ingrandiamo non di troppo. Così al 50%. Penso di di non poter verniciare i cerchi, ma intanto noi proviamo. Rosso anche no, li voglio bianchi. Guarda che belli. 4.300 che ti pareva. Allora togliamo la vernice cerchi, ci prendiamo i cerchi e basta. Andiamo a fare un'altra garetta e possiamo anche chiudere. Vabbè, questa l'ho fatta, penso. Completamento carriera. Facciamo questa sprint, quella a tempo ce la teniamo per il prossimo episodio, perché ora non mi va proprio per niente di fare quella a tempo, perché ci vuole pazienza, cosa che io in questo momento non ho. Quindi la facciamo nel prossimo episodio. Cosa? Ok, penso di averlo sistemato, siamo infatti. Ok, c'è un'altra Eclipse GT.
levati la mia più bella. E infatti, pure partenza perfetta. Questo è il karma. Vedete? Lì davanti le lascia le gomme, proprio le lascia a terra. Di quanta potenza? Ah, sentite la turbina? Ah no, no, la sento a malapena io. Figuratevi voi. Guarda come arrivo, levati proprio, levati. E che salto, mamma mia. Dai però, è bellissima. Era bellissima. Guardalo. Di traverso ho fatto il salto. Proprio scialla. Non l'ho preso io il muro. Mi dispiace. Allora, totale denaro. Che cosa fai? Vediamoci questo filmato. So che oggi è prevista una grande corsa sul Versailles. Avrai addosso gli occhi di tutti, quindi dai spettacolo. Ora no. Ora anche no. Vediamo cosa possiamo fare all'auto. Ecco. Personalizzo. Un po' di motore, dai. Voglio modificare un po' il motore. No, prestazioni. I freni lasciamo perdere, N20 non ne voglio. Motore. Vabbè. Elaborazioni. Che alettone gli avevi messo? Cosa posso modificare? Le sospensioni. Le gomme. Kit Pro Ma no, ma cosa? Sì, io ho 90.000. Vedi? Ho 90.000 io. Sì, avevo 90.000, vedi? Sospensioni, mettiamo kit pro. Sovrasterzo, dai. Se no facciamo ad ignoranza, Tanto è trazione anteriore, deve essere bella ignorante. C'è qualcosa da 2000? Sì. Le gomme. Aderente e rapata. Cioè, nemmeno lo devi chiedere. Carrello. Ordina pezzi e vamos. Vabbè dai ragazzi, questo video può finire qua, spero vi sia piaciuto, se così lasciate like, iscrivetevi al mio canale, commentate e condividete se volete, se non volete perdere i miei contenuti cliccate nella campanella sotto il tasto rosso iscriviti, ragazzi lasciate like. Da Dottor Anne è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.